nazionale pugliese di nuovi criteri di ripartizione delle risorse economiche ispirate all'equità e alla promozione, vincolanti in sede di definizione del bilancio e dei futuri atti di giudicato. Non vorrei proseguire questo discorso perché sicuramente tutti voi avete compreso il peso di questa decisione che dovete prendere. La città di Taranto è stata martoriata per troppi anni. Ora basta, vi chiediamo per cortesia, e ripeto, non è una minaccia, non mi permetterei mai di farlo. Noi siamo anche consociati con tante altre associazioni e come dicevo prima, questo è soltanto simbolico. Le 6.500 potevano essere 50.000, bastava che noi ci organizzavamo andando in provincia, andando nel Materano, andando nell'Alta Calabria, che abbiamo collegamenti ramificati. Pertanto vi prego, vi chiedo la cortesia di pensare seriamente a quello che può essere un possibile volano economico futuro. Ora vorrei dare la parola alla dottoressa Cinzia Colosì, che deve fare una richiesta, e poi se qualcun altro del mio gruppo. Allora, vi chiedo scusa, al documento lo apprezziamo perché ci mette nelle condizioni di leggerlo e approfondirlo anche a margine del lavoro che stamattina si svilupperà, perché è la prima volta che questa commissione incontra il mio assessore, per il tempo materiale, come umanamente si fa, le persone, insediarsi, deve a che fare. Vi chiedo soltanto un ulteriore intervento che avevamo dato, come anche perché vi devo dire, non è stato un voler non far venire ma alla Presidenza sono arrivate altre richieste di partecipazione. Noi abbiamo voluto invece ufficializzare la consegna secondo le intese, quindi vi chiedo se c'è una brevissima integrazione, una persona, perché da questo punto di vista non è esaustivo l'incontro di oggi. Abbiamo modo di dire cosa ne pensiamo, cosa intendiamo fare, ma abbiamo bisogno di elaborare non solo il documento che presentato questa mattina, ma una serie di altre questioni che capite bene, sono così delicate, complicate e anche articolate che ci date la possibilità proprio per il mandato, che è una nostra prerogativa, ma che ci ricordate stamattina con l'intervento che apprezzo, di rispetto, di cautela, ma determinando la richiesta che dal territorio viene, che noi non possiamo far finta di nulla, però con molto rispetto dobbiamo, proprio l'approccio che stiamo dando, voi l'avete visto anche sul territorio, l'abbiamo enfatizzato se abbiamo lasciato il nostro lavoro, la leadership di questo, noi oggi ragioneremo in questi temi. Quindi decidete voi chi deve integrare la dottoressa Moscosi. Prego, grazie a lei Presidente. Questa praticamente è una parte delle nostre richieste, anzi la ringrazione perché avendo si dice di riattivazione, in realtà è un aeroporto attivo, su questa cosa si è giocato un po' troppo su questa parola, è un aeroporto che è aperto per i fini industriali della Lenia, è un aeroporto dove atterrano i ministri, dove atterrano anche dei charter e quant'altro, quindi è un aeroporto aperto e che costa dei soldi allo Stato, ma non è stato mai pienamente utilizzato. A questo punto dobbiamo dire, dobbiamo essere forse anche un po' cattivelli, probabilmente per motivi politici che a noi non interessano e non competono. Quindi questa richiesta vuole essere, chiamiamo tra virgolette un suggerimento di una possibile strada da seguire, di modo che entri la piena attivazione per voli civili di linea, passeggeri, oltre charter e cargo, entri di diritto nel pacchetto di risorse che noi chiederemo, che stiamo già chiedendo a Roma, al governo, tramite gli enti locali chiaramente che fanno parte di quel comitato, cioè regione, provincia, comune e anche al prefetto ci rivolgeremo se necessario, in modo che in questo pacchetto di risarcimento della realtà tarantina
venga inserito anche l'aeroporto nell'ambito di un discorso intermodale, le ferrovie che ci tolgono i treni e tutto qua, quindi l'aeroporto va visto anche in un contesto di intermodalità, non è una cattedrale nel deserto, che questo sia chiaro. Comunque la richiesta è questa. Come è noto alle signorie loro, è in corso un ampio e articolato dibattito tra associazioni, rappresentanze sindacali e imprenditoriali affinché si possa conseguire la piena attivazione dello scalo in oggetto. Nel prendere atto con soddisfazione del sostegno politico che è sempre stato assicurato da codesti consiglieri regionali, in primis dal Presidente della Quinta Commissione Trasporti, non possiamo tacere che le difficoltà economiche e gestionali del sistema aeroportuale della Puglia comportino un'oggettiva inerzia alla prospettiva di attivazione dello scalo aeroportuale. A questo scopo noi come Movimento Taranto Voglia di Volare, premesso che la clamorosa vertenza ambientale nell'area tarantina causata dalle criticità del ciclo produttivo dell'ISA ha imposto al governo centrale la necessità di un tavolo interministeriale composto da ben 6 dicasteri, coordinati dalla Segreteria Generale della Presidenza del Consiglio, con la volontà di affrontare la gravissima crisi ambientale e socio-economica dell'area tarantina, con l'intento di varare iniziative mirate non solo alla risoluzione di annosi problemi ambientali, ma anche allo sviluppo di attività alternative al comparto industriale pesante. Questo è un passaggio importantissimo. Fanno parte del suddetto comitato anche la Regione Puglia, la Prefettura di Taranto, il Comune Capoluogo e la Provincia di Taranto, che dovranno essere portatori, questi ultimi, delle esigenze territoriali rivolte a così come non è mai stata attrezzata con l'area capo, quindi non venissero più a dirci scusate la rabbia dei cittadini che si può fare il capo tanto per iniziare a portare, perché lo sentiamo dire da 4 anni e non ci sono neanche le strutture per fare il capo. L'unica cosa che può partire velocemente, noi dobbiamo collegare, ripeto, la presenza dell'aeroporto alla presenza del porto e di tutte le ricchezze che abbiamo a Taranto. Noi non le stiamo sfruttando neanche in una e parliamo di alternativa all'Ilva e all'industria pesante. Di cosa stiamo parlando, signori? Ringrazio, scusate un po' la rabbia quella espressa dalla cittadinanza. Grazie Presidente. Grazie a lei, dottoressa. La passione è comprensibile, sono temi che il territorio vive e quando c'è passione dobbiamo poi calare la passione con la realtà e abbiamo, penso, estradato un ragionamento che nel rispetto dei ruoli deve portare alla conoscenza del territorio, dei cittadini, del partenariato per queste idee che a molti sono conosciute, a molti sono sconosciute e ad altri fanno finta di non sapere o di non conoscere rispetto ai ritardi e a errori storici o quant'altro che avremo occasione di approfondire. Pertanto io vi ringrazio per la presenza, per il garbo, per il rispetto degli accordi presi e sarà mia cura con la Commissione farvi conoscere le risultanze, anche la tempistica che a margine di questo incontro e con lo sviluppo dei lavori che adesso diremo in Commissione faremo conoscere non solo al territorio tarantino ma ai pugliesi, essendo noi una commissione regionale, quindi abbiamo l'onere e l'onore di rappresentare la Puglia ed anche il nostro territorio, devo dire, con una attenzione ai temi che ci vengono posti. Grazie. Grazie.